la parola ai big cosiddetti, quindi passerei la parola a Renato Pisso. Buongiorno a tutti, io non sono un big, neanche un postic, non faccio di mestiere il politico, ma una parte della mia vita la dedico, ho avuto in sorte e infortuna di fare, come dire, di dedicarmi per un periodo della mia vita a questa missione che è straordinaria, perché la politica, se ritorniamo un po' indietro, senza fare altri tipi di ragionamenti, andiamo al senso di qual è la politica. Noi tutti, giovani e meno giovani, hanno in questi tempi il senso della politica, quella brutta. Quando tu dici la politica pensi sempre a una cosa brutta, sia per quello che è successo in questi anni, sia per alcuni esempi di piccole minoranze che albergano all'interno dei partiti o via di questo passo, di coloro i quali privilegiano come l'interesse personale e ne approfittano della loro situazione. Politica significa, nell'accezione comune, quella più brutta, significa lustrini, macchine con il lampeggiante, privilegi e così via. Ma questa non è la politica che noi abbiamo nella nostra testa, nel nostro cuore. Questa non è la politica che vede coinvolti centinaia e centinaia di persone, vede coinvolti migliaia e migliaia di persone nei vari schieramenti, non sto parlando del nostro, nei vari schieramenti. Questa è la politica deteriore che come dire, è stata messa in luce giustamente anche dalla stampa, dai giornali, perché probabilmente qualcuno aveva anche l'interesse che si andasse a pensare la politica in questi termini, perché anche in questi c'è l'interesse che nel nostro paese non ci sia politica. La politica è qualcosa di totalmente diverso e la politica è passione, la politica è dedicare un po' del tempo sottratto al lavoro o alla famiglia, dedicarlo agli altri, dedicarlo alla società. La politica è anche quella che si svolge all'interno delle associazioni di volontariato. La politica è anche quella che si svolge all'interno dei dirigenti o gli accompagnatori delle società sportive. Politica è anche coloro i quali si dedicano il loro tempo libero a trovare delle soluzioni che diano delle prospettive alle nostre famiglie e ai nostri giovani. Politica è questo, politica è passione. Vedete, la società, così come come si è sviluppata positivamente nel nostro mondo, è sempre un conflitto di interessi. È un conflitto di interessi nella nostra società, interessi economici di alcuni rispetto agli interessi economici degli altri, gli artigiani rispetto alle piccole e medie imprese, gli agricoltori rispetto alla grande industria dell'agroalimentare, alcuni gruppi in conflitto con gli altri. E la politica a cosa serve in tutto questo? La politica serve a rendere un equilibrio, a far sì che ci sia un equilibrio nella nostra società. Un equilibrio non teso alla conservazione degli interessi spiccioli, ma un equilibrio che va costruito, che permetta il progresso della nostra società. Vedete, un semplice esempio da questo punto di vista: se noi, soprattutto in questo momento, si sente la necessità di una politica, soprattutto con la crisi, di una politica forte nel nostro paese, che permetta ai vari interessi che albergano nella nostra società di trovare una sintesi, di trovare un equilibrio per rilanciare l'economia. E noi in qualche maniera ce la si stava facendo da questo punto di vista, scusate il bisticcio di termini. E politica era quella del governo nazionale che in un periodo di particolare crisi ha fatto alcuni provvedimenti che permetteva a questo paese di vedere un futuro un po' più roseo rispetto a quello della Spagna, rispetto a quello della Grecia, rispetto a quello dell'Irlanda, rispetto a quello del Portogallo, ma in parte anche della Francia e della Germania. Questa era la politica con la P maiuscola che è stata sviluppata da questo governo. Ma vedete, poi cosa succede? Succede che a molti in Europa, nel mondo, dà fastidio che un sistema paese come il nostro cominci a ragionare, cominci a stare in piedi, cominci, come dire, ad essere governato nella ricerca di un equilibrio che permetta all'intera
società di fare un passo in avanti. Dà fastidio, perché comunque servirebbe un paese sgovernato dove contano semplicemente gli interessi del mondo finanziario, un paese sgovernato dove arriva il capitale finanziario di tedesco piuttosto che inglese, adesso si parla dei popoli del Shanghai, che arriva il signore che con la macchinetta sposta masse enormi di denari, che butta in crisi un paese. Sicuramente a questi signori serve un paese non governato, serve un paese in cui il governo del paese non esiste, non possa esistere, non dia quelle garanzie ai cittadini, all'economia, di trovare un equilibrio. Ecco perché l'abbiamo visto con la fine della Prima Repubblica. Certo, lì la politica aveva, come dire, in qualche maniera, non tutta la politica, una piccola parte della politica aveva esorbitato dal proprio ruolo, era diventata esosa, rappresentava, come dire, poteva rappresentare una palla al piede a quello che era lo sviluppo economico. Però anche alla fine della Prima Repubblica, ricordatevelo bene, andrete a vedere nella storia che qualcuno vorrà scrivere nei prossimi anni, anche quanto è successo con la fine della Prima Repubblica c'era questo specifico interesse sotto, far sì che il sistema Italia non fosse governabile. E la politica è tutt'altra cosa, è voglia di fare, voglia di dare agli altri, voglia di dare una prospettiva con l'azione alle nostre famiglie e ai nostri figli. E allora credo che su questo versante noi abbiamo la necessità non, come dire, come partito, di rinchiudersi a riccio, di aver paura di aprire le nostre porte, magari organizzandosi 200, 300, 400 e così via, ma tutti insieme, stare insieme, darci una mano per far sì che questa politica, con la P maiuscola, abbia ad essere, come dire, sempre più forte, abbia a essere sempre più, come dire, vicina alla gente, per la gente, che c'entra tutto il resto. È solo una conservazione di una piccola cosa, ma noi nel nostro cuore non abbiamo questo. Noi siamo nati non per questo, siamo nati per un'altra cosa, quella di lavorare e dare una prospettiva alle nostre famiglie. E non è rinchiudendosi e ai nostri figli, e non è rinchiudendosi che realizziamo queste cose, è aprendoci, colloquiando con la società, colloquiando con le persone, recuperando dalle persone anche quelle che sono idee straordinarie che ci vengono dalla vita quotidiana, e la politica di queste ne può far sintesi. È aprendoci che risolleviamo sul serio, ognuno nel proprio posto di lavoro, ognuno nelle istituzioni dove siede, ognuno con la voglia di fare che ha. Sul serio le possiamo recuperare questa voglia di invertire la tendenza, voglia di sconfiggere queste forze che Berlusconi le chiama le forze del male, ma sono così. Berlusconi le chiama le forze del male, che oggi mettono in difficoltà non il singolo personaggio, ma il sistema paese nel suo complesso. Recuperiamo questa volontà, io sono sicuro che riusciremo a farcela. Ce la riusciremo a fare solo se siamo coscienti di quanto significa politica, coscienti di qual è il momento e soprattutto coscienti e animati da quelli che sono i nostri ideali e i nostri valori.